Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro manetto veneziano. Oggi vorrei parlare delle scie energetiche che noi lasciamo anche quando andiamo da vicini di casa o frequentiamo delle persone, o di scie energetiche che gli altri lasciano a noi e che alcune volte possono creare dei problemi che noi non ci aspettiamo. Ma prima di fare questo, il vostro manetto veneziano vi invita a iscrivervi al canale di Regarda, al canale del vostro manetto veneziano di YouTube, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove stiamo rilanciando un gruppo del nome Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, e poi qui sotto il link in descrizione il sito è capitano.altervista.org, che ormai è un punto di riferimento per le persone che cercano strumenti per lavorare, studiare in radionica e radiestesia. È tutto gratuito, 20 ebook, tutti da scaricare, ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro Marietto Veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti, radiostesici, con tante di istruzioni. In più abbiamo in questo sito una sezione shop per chi vuole acquistare dei prodotti, tipo questo muletto talismano a 150 euro, più spese di spedizione. Bene, andiamo avanti. Parliamo un po' di queste situazioni un pochettino che anche il vostro Marietto sente quando, ad esempio, entra negli androni dei palazzi o fa le scale di alcuni palazzi. Sento che magari ci sono delle presenze importanti di geni che sono piazzati lì magari anche da anni, che sono terribili. Aspetta un momento giusto per poter attaccare. Molto spesso molti di questi inquilini sono ignari di queste problematiche, proprio perché loro non hanno mai avuto a che fare con queste cose. Però il problema cos'è? È come quando si entra nei social, quando si entra nei social e si comincia a mettere lì la propria foto, il nome, il cognome o certi dati sensibili, mm, qualcuno si può agganciare alla linea energetica. E questo vale anche nei palazzi. Se ad esempio una persona che abita in un piano sopra di voi, sotto di voi, ma frequentate, cioè nel senso che magari lo invitate a bere il caffè, magari anche simpatico, ma voi non sapete che magari o sua moglie o lui ne ha combinato una bella e magari 15 anni prima è partita qualcosa che non doveva partire. E quindi lui praticamente si trova a traino una situazione pesante. Lui sicuramente l'ha dimenticata, chi l'ha fatta partire magari l'ha fatta partire e si è dimenticato, ma ormai è in marcia. Gli ho spiegato sempre che lavori come minimo ci vuole 9 mesi, però capita che come minimo, capita che magari dopo 2 o 3 anni arriva la botta. Però se voi frequentate questa persona, che magari voi siete ignari, no? E, ignari perché in quel momento lui è diventato anche un'altra persona, perché sapete, ogni 7 anni le persone a livello cellulare cambiano, e però anche nella vita si cambia, magari prima si è stati, non di mascalzone, ma si sono fatti degli errori di ingenuità, poi l'esperienza, la vita, il karma, quello che voi volete, la persona cambia. Il problema cos'è? Che però l'errore era fatto e quello là magari era già andato all'esoterista ed è partita la suppostina. E quindi si entra in alcuni palazzi, e io adesso faccio dei casi, o in alcune case e si sentono delle energie, oppure sono degli inquilini a fianco che vedono, ad esempio, dei apposti, no? Tipo, non so io, chiodi, robe insomma che fanno capire che c'è dietro un lavoro magico, e questi qui magari ne sono all'oscuro, proprio perché è il vicino di casa che si porta dietro. E quando è stato lanciato l'opera di alta, non di alta magia, ma di bassa magia, chiaramente si è cercato di prendere la scena energetica. Però se voi siete sempre a contatto con questa persona, chiaramente è come entrare in un mulino, non si esce mai senza un po' di farina addosso, un mulino per chiaramente farina. E quindi di conseguenza ci sono delle persone che senza neanche saperlo si portano in casa dei problemi che non sono neanche suoi, perché magari questo tizio vi è simpatico, lo vedete, lo invitate spesso a bere un caffè, magari giocate a fare una briscolina, e intanto i suoi problemi diventano anche i vostri per il semplice fatto che vi attaccate a queste scie energetiche. È chiaro che bisogna seguire il maretto veneziano per riuscire a capire di trovare delle soluzioni, oppure attivare tutti i circuiti gratuiti, o a fare delle pulizie radioniche, o attivare sigilli, comprare sigilli, insomma, bisogna, quando ci si accorge che magari in casa sta per apparire o spariscono delle chiavi che non sono mai sparite, poi ricompaiono, senti camminare qualcuno, qualcuno che scende dal letto, sale sul letto e non c'è nessuno,
Magari non siete neanche voi, ma perché avete invitato in casa qualcuno che a cui magari 15 anni prima lui era sempre la stessa persona fisicamente di nome, ma aveva combinato qualche marachella, è partita la benedizione e si salvi chi può. Questo per dirvi che spesso quando io entro negli androni o nelle case, perché mi chiamano per consulenze, per analizzare certe situazioni di appartamenti a livello vibrazionale, mi accorgo che ci sono dei geni posizionati lì che stanno aspettando, purtroppo, che quando voi vi avvicinate troppo a queste scene energetiche di questo tipo, le scene energetiche lasciano memorie energetiche, può capitare che il colpo dell'esoterista, che magari lui si è anche dimenticato perché capisce, capite, ne fa magari 15, 20 di riti operativi di questo tipo, magari ogni 2 o 3 mesi. Dopo 15 anni non si è dimenticato, ma il genio non si è dimenticato. L'operazione magica è partita e finché non finirà di andare a colpo. Però ci sono persone che di conseguenza pagano per i problemi che hanno fatto altre persone. Bene, cari amici, vi ricordo, a mercoledì 21 esibili interattivi con il Degare Maria Treviziano, canale Marietto. E se non ti sei ancora iscritto a questo canale, fatti un regalo, iscriviti. Grazie e alla prossima, ciao.